Vandali sul pozzetto del Pilacorte, simbolo di Portogruaro. Ignoti hanno staccato una delle due gru che sovrastano il monumento della centralissima piazza della Repubblica. E sempre lì vicino è stato soccorso un gattino con una zampina spezzata e completamente ricoperto di vernice rossa. Sui due gravi episodi stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. Non è escluso che i responsabili siano dei giovani ubriachi che l'altra notte sono stati visti nel centro storico della città dell'Emene. Proprio dalle testimonianze di alcuni cittadini sono partite le indagini degli investigatori del commissariato. Abbiamo visto un gruppo di ragazzi poco più che ventenni che completamente ubriachi sbraitavano nel cuore della notte in centro città, hanno raccontato i testimoni. Poi si sono diretti verso il pozzetto. Lì è stata staccata una delle due gru, simbolo di Portogruaro, un monumento a fianco del municipio su un basamento ottagonale, la cui vera da pozzo è opera di Giovanni Antonio Pilacorte, l'apicida lombardo, che la eseguì per la città nel 494. Le due gru risalgono invece al 1928 e sono opera dello scultore portoguarese Valentino Turchetto, già danneggiate in un precedente atto vandalico. Ma ci furono altre gru, forse opera dello stesso Pilacorte, che erano state asportate durante l'invasione austriaca del 1917 per farne dei cannoni. Tra gli indizi che potrebbero risultare utili alla polizia anche le immagini della webcam che inquadra proprio Piazza della Repubblica, le cui sequenze sono state registrate, o quelle di una vicina banca, dato che nella zona non ci sono quelle pubbliche, nonostante le varie interrogazioni in consiglio comunale. Ma proprio lì, vicino, nella notte, è stato soccorso anche un cucciolo di gatto meticcio, completamente cosparso di vernice rossa. Di lui si sta occupando il veterinario Gian Giacomo Stefanon. Aver diagnosticato la sospetta frattura di una zampina ha dovuto rasare il pelo alla povera bestiola. La vernice, altamente tossica, avrebbe infatti potuto causare il decesso del micio. Per i responsabili le conseguenze potrebbero essere molto gravi, anche con l'arresto per il maltrattamento di animali.